Siamo giunti all'ultimo capitolo del nostro itinerario e dobbiamo consacrare una fetta abbastanza consistente del nostro repertorio alla musica da ballo. Perché i Bujanen hanno sempre ballato, dai balletti di corte di Filippo Dallier e di Madama Reale fino ai nostri giorni. Quante scuole di tango ci saranno mai a Torino? Provate a contarle. E allora, tra fine Ottocento e anni 30 si scatenano compositori di ogni genere e qualità per rifornire il salotto e la sala da ballo di musiche adeguate. Musiche che sono ispirate alle mode e alle tendenze del tempo e che procedono via via con aperture sempre più internazionali. E i compositori riservano a volte delle grandi sorprese. Pensiamo al primo di essi, a Giuseppe Capitani di Vincenzo. Perché di Vincenzo? Perché suo cugino Giuseppe Capitani, non so di chi, era un serio organista del Duomo di Biella, quindi non bisognava confondere il sacro col profano. Di Giuseppe Capitani senza Vincenzo non se ne ricorda nessuno, ma almeno uno dei ballabili di Capitani, La doccia, è ancora oggi eseguitissimo, soprattutto dai fisarmonicisti. E allora di lui sentirete un valzer, una mazurka e una straordinaria polka con un titolo da Almodovar, Amanti e sposi. Ma ecco, l'attualità del titolo. I titoli sono importantissimi in questo genere musicale. Un titolo furbo vuol dire vendere molte più copie del pezzo. E allora Osvaldo Brunetti, un musicista di Parma, sbarcato a Torino come direttore di una delle tante orchestre di varietà, compone ai primi del Novecento il valzer Fiat, un valzer di vago stampo francese, elegantissimo, raffinatissimo, che meriterebbe davvero di essere molto più famoso e conosciuto di quanto lo sia. Ma poi altri campioni dell'epoca, Giuseppe Blanc, che prima di diventare l'innografo ufficiale di un certo ventennio, da giovane scrisse dei ballabili indimenticabili, scusate la rima, Malombra, per esempio, che fa tanto addio giovinezza, col suo andamento un po' dinoccolato, ecco, con questo stile un pochino démodé oggi. Però, tutto sommato, tutti lo ricordiamo. Mentre invece non ricordiamo più Raffaele Cuconato, appartenente ad una nota famiglia di costruttori di pianoforti a cilindro, di accordatori, ma anche di compositori. Cuconato scrive nei primi anni del Novecento un bellissimo valzer lento, Page d'amour, nello stile dei valzer parigini di Crémieux, di Fragerolles, di Delmé, musica che allora girava nelle sale da ballo e che alcuni compositori, tra cui il nostro, hanno acclimatato negli ambienti torinesi. Ma il maestro, l'ultimo autore che teniamo in considerazione, il maestro incontrastato del ballabile torinese prima della Seconda Guerra Mondiale, fu Ermenegildo Carosio da Alessandria, che dirigeva l'orchestra del Varietà Romano ed aveva l'orecchio fino per cogliere le mode e le tendenze. Ecco, il trend non aveva segreti per lui. E quindi importò a Torino, adattandoli al nostro gusto, lo scimmì, il ragtime, il foxtrot, l'one step, il tango milonga. Per questo gli abbiamo dato spazio con ben 4 pezzi, una bella marcia allegra, Ruvenzori, titolo esotico, ma poi attenzione, l'Hesitation, quel valzer dove a un certo punto si sospende il movimento. Ecco, ritorna è uno dei suoi capolavori. E poi ancora un tango, il titolo non è originale, Buenos Aires, ma la musica è molto argentina, argentin-torinese, se vogliamo. Ma poi, e per finire, arriva il ragtime dei poliziotti, Detective Rag, dove, futurismo alle porte, il pianista deve percuotere lo strumento per dare ulteriore vivezza ritmica a una composizione che è davvero scatenata, 1 minuto e 30 di assoluta follia musicale. Con questo termina il nostro Turin Casung. Ringrazio chi ha avuto l'amichevole pazienza di porgere orecchio a questi piccoli capolavori di un passato musicale torinese più o meno prossimo.